Cinema e carcere, cinema e letteratura sono i temi della terza edizione del Festival Pensieri e Parole che si svolge tra L'Asinara e Alghero. L'Asinara per 112 anni è stato un posto dal quale sembrava impossibile fuggire. Adesso sembra difficile andarci, in realtà non è così e noi con questa manifestazione vogliamo fare in modo che questo luogo sia fruibile sempre di più, accessibile a tutti, chiaramente in punta di piedi e con molta discrezione. Nuovo Carcere Paradiso si chiama una delle sezioni del festival e non a caso le proiezioni si svolgono nel cortile dell'ex supercarcere di Fornelli, uno dei luoghi più tristemente famosi dell'universo penitenziario italiano. 3 film in programma: Fine pena mai di Davide Barletti e Lorenzo Conte, presentato a conclusione di un dibattito sui temi della giustizia, del carcere, della cittadinanza. Tra Alghero e l'Asinara poi alcuni dei film più importanti della stagione, tratti da opere letterarie, tra cui Sonetaula di Salvatore Mereo e Caos Calmo di Antonello Grimaldi. E in prima nazionale stasera Le ragazze esili della regista sarda Maria Teresa Camoglio, che da 20 anni vive e lavora a Berlino. È dedicato al dramma dell'anoressia. Nei confronti di queste ragazze che sono completamente chiuse, che non credono in se stesse, che pensano di essere una nullità, abbiamo praticamente cercato di provocare un contatto di nuovo fra il loro corpo e la loro mente.